Vangelo secondo Marco, capitolo 7. A tradizione farisaica. Tan sono attorno a essa certi farisei e certi mastri della legge, che erano venuti a rindare la città di Gerusalemme, apposta per incontrare con Gesù. E vedendo che tutti i discepoli suoi si erano messi a mangiare senza se lavare prima in mano, un manettano assai sconcertato e scandalizzato. Perché avete a sapere che i farisei e i giudei non si mettono mai a mangiare se prima non si sono lavate buone in mano, mantenendosi così attaccati a tutte le usanze repate loro. E ogni volta che tornano rindo al mercato, non si mettono a mangiare se prima non sono pulizzate buone meglio per tutte le parti del corpo loro, e mettono in pratica parecchie di cose per le usanze repate loro, come la lavatura dei bicchieri, dei piatti, e Daniele e ogni altra piezza e rama. Questi farisei e mastri della legge s'accustavano vicino a essa e dicettene: Maestro, perché tutti i discepoli tuoi non si lavano in mano prima di mangiare e si mettono a mangiare in mano zuzzose? Perché loro non si mettono in pratica tutta la usanza che tutti i padri nostri stanno sempre allavarite e mise in pratica? Gesù dicette a loro: il profeta Isaia aveva ragione quando parlava proprio di voi, gente assai favazza, come sta scritto in due libri suoi. Questo popolo malavaresce solo con la bocca, o cuore loro invece assai arrasato in me. Eppure quando malavarescono o fanno senza amore, baranno dottrine che sono comandi l'uomo. Voi, ma non a così parlare, o comandamento di Dio, correte appresso tutta la usanza dell'uomo. E dicette ancora: voi siete assai addiritti a sfuggire a tutte le comandi di Dio per difendere tutta la usanza vostra. Mosè, in la legge sua, ha detto a loro padre e a mamma, e ha detto pure chi stiamo maledice o padre e a mamma ad essere accisa. Voi invece dicendo, se uno dice innanzi al padre suo o innanzi alla mamma sua, è corban, e non verte che io faccio innanzi a Dio tutto quello che avesse a fare per voi. Voi facete capire, chiaro e tunno, che quello non tiene nessuna obbligazione per aiutare il padre suo o la mamma sua. E così voi facete diventare senza valore tutta la parola di Dio per mezzo di questa usanza, che voi facete imparare a tutta la gente, e cose come a queste voi ne facete assai. E cose che rendono zuzzuso l'uomo. Poi chiamai vicino a essa un'altra volta tutta quella folla di gente, ricette a loro: sentitemi buono e cercatemi capire. Non ci sta nessuna cosa che trasenda fuori a rindo corpo e nome o potesse far diventare zuzzuso. Solo invece è cosa che esce a rinda essa, che le caponne fanno chiavacà o fanno diventare zuzzuso. Quando trasette rinda a casa, arrasata tutta la gente, i discepoli suoi si accustavano a essa e le ricettano: Maestro, spiegaci pure a noi che voleva dire con quella parabola. E Gesù ricette a loro: ma come? Pure voi siete senza cervello? Ci vuole tanto a capire che tutto quello che trasa rinda a nonna fuori per dentro la bocca sua non può far diventare zuzzusa, perché nulla trasa rinda cuore, ma rinda la panza. E là va a fardì, rinda la chiave. Gesù dicendo queste parole facette capire che è buono tutto quello che noi ci mangiamo, tutto quello invece che esce a rinda la bocca. Questo è quello che può far diventare zuzzuso nome, perché esce a rinda il cuore suo. Perché rinda essa, rinda il cuore suo, escono fuori pensieri malamente, incornature, e un marito e una moglie, e mariuligge, e peccati, e pensieri, e bugie, insulti, imbrugli, e porcarie, ammiri, a malalengua, l'arbascia, a scemità. So proprio di queste, tutte queste cose malamente, che vengono da fuori a rinda all'uomo e che fanno diventare veramente zuzzose l'uomo. La femmina cananea. Gesù partette da là e si jette con tutti i discepoli suoi rinda a terra e dire ai Sidoni. Vromma arrivai là, presette rinda una casa, che non voleva che la gente sapesse che essa stava là. Ma non potette rimanere a nascosto, perché subito una femmina,
che teneva una figliurella con un diavolo in corpo, quando sapette che Gesù stava là, trasette pure essa in quella casa e si buttò in terra innanzi ai piedi suoi. Quella femmina, che era greca ed scendeva da una famiglia sirofenice, ubriaia supplicaia perché scacciasse un demonio ancora per quella figliurella sua. E Gesù le dicette: non è giusto che leva il pane innanzi ai figli, o buttare innanzi ai canielli. Sì, è vero, signore, le rispondette quella povera femmina, ma pure i cacciuttielli sotto la tavola si mangiano i mullichelli e i pane, che la carne in terra la coppa a tavola lo padrone suo. E tanto Gesù le dicette: perché essa che merita, vattene in pace, perché il diavolo è asciutta a rinda figlia tua. Figlia, ormai sta buono. Quando tornai a casa e trasetta rinda a casa sua, trovai che la povera creatura che dormeva quieta rinda il letto suo, e il diavolo se n'era asciutta rinda il corpo suo. A guarigione era un sordo muto. Poi Gesù l'assai a terra e dire, passai per Sidone e se ne tornai un'altra volta vicino al mare della Galilea, passando per tutte quelle città, che stavano rindate capoli. Lentamente camminava, portai innanzi a esse un sordo che non poteva manco più parlare. E tutta la gente che stava attorno supplicavano a Gesù perché lo mettesse in mano sua un cuore, a chi che era sordo e non parlava, e lo facesse sta buono. Gesù portai a spartare da tutta quella folla, le mettette dei tesori in le orecchie e le toccai la lingua con un poche sputazze. Poi, alzando gli occhi in cielo, sospirai e dicette: Effeta, che vuol dire arabada. Subito le orecchie sue si spilarono e la lingua sua si sciogliette, e chi si mettette a parlare nata volta come prima. Gesù comandai a tutta quella gente che non spannesse una voce di lui fatta. Ma quando più essa la raccomandava, tanto più la gente ne parlava ancora poco. E chi ne prezzi e meraviglie ricevano, chi si sta facendo ogni cosa buona, perché fa parlare i muti e fa sentire i sordi.